Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di debiti. Bello argomento, vero? E direte, ma questo cosa c'entra con le immagini di bontà che vi ho appena fatto vedere? C'entra perché quelle bontà, quei piatti sono quelli che la famiglia Ferrari prepara da sempre per casa sua, ma poi sono diventati anche il menù del loro ristorante. Ok, e torniamo dunque. E i debiti cosa c'entrano? C'entrano perché debiti è il soprannome della via in cui lavorano qui tra Lugagnano e San Massimo da lontano 1969, la via Debiti. Pensate che all'epoca la trattoria c'era, non era ovviamente così, ma poi non c'era praticamente nient'altro. Mi spieghi questa storia di via Debiti? Perché si chiamava così questa via? Ma via Debiti nasce perché la prima persona che costruì un'abitazione qui la fece usando i debiti. Quindi non i mutui, ma i debiti con il costruttore stesso che fece la casa. Insomma. E che cos'era all'inizio? Ma guarda, all'inizio qua era solo campagna e quindi poi i miei genitori invece costruirono questa attività che non era, ripeto, come dicevo prima, così grande, era molto più piccola ed era proprio un'osteria, quindi una zona bar dove si consumavano i tipici prodotti di allora, quindi il salame, le polpette e fuori si giocava a bocce, si giocava a carte bevendo vino, e era una cosa molto più semplice rispetto adesso. Questa però è una passione che vi è stata trasmessa, l'avete ereditata. Tu hai sempre voluto fare questo mestiere, Leo? Allora, noi questa passione l'abbiamo ereditata, nel senso che la nonna costruì la prima, ebbe il primo locale durante la seconda guerra mondiale, anche lì in un'osteria vicino a Viale Piave, precisamente non lo so perché non c'ero. Poi costruirono qui di fronte a noi negli anni 50 una bottega, come si chiamava qui, dove si poteva comprare dei piccoli prodotti alimentari, ma anche poter mangiare e fermarsi con i tipici piatti di allora, il minestrone, la pasta al ragù, insomma cose molto semplici. Ecco. E poi qui nel 69 cominciarono appunto i miei genitori a costruire questo tipo di attività. Noi l'abbiamo ereditata, io e mio fratello ha sempre lavorato qui, ho fatto una piccola esperienza al di fuori, ma poi sono rientrato e io e mio fratello poi abbiamo ingrandito sempre di più questa attività, aggiungendo posti e portandola a un livello anche estetico un po' più da ristorante che da trattoria. Ecco. Dite la verità, quante volte sentiamo lodare le nonne, cuoche insuperabili e raffinate maestre di vita, perché in fondo, ci hanno sempre detto, in ogni piatto c'è una piccola lezione di vita. Ci dicevano che imparare ad apprezzare i sapori significava onorare la fatica, il lavoro di chi aveva coltivato la terra per ottenere quei prodotti che poi si trasformavano in piatti portati in tavola, oppure a onorare chi aveva investito tanto o tutto, come in questo caso, per aprire un'attività anche in un momento non facile. Stefano e Leonardo sanno di averla avuta questa fortuna perché la nonna Pierina si destreggiava dietro i fornelli, ma era anche una dispensatrice di saggezza. Me l'hanno detto loro, che grazie a lei hanno imparato ad apprezzare il gusto buono della semplicità, oppure la semplice verità del gusto. La nonna quando faceva da mangiare, a vederla era proprio una tradizione, cioè vederla era bellissima a vedere, perché lei con le sue mani, con i suoi gesti ti insegnava proprio la passione per la cucina. La nonna Pierina faceva un minestrone che era una roba eccezionale. Perché le faceva proprio una padella, una pentolona grande così ed era fenomenale. Dopo faceva maccheroncini pasticciati, le classiche fettuccine con il ragù di carne nostro tradizionale, che è 3 tipi di carne, e fettuccine con piselli e maccheroncini pasticciati proprio. Qui la gente diventava matti con i maccheroncini pasticciati, era una roba incredibile, favolosi. La mamma dopo con gli anni l'ha imparato a fare, cioè l'ha fatto anche i cannelloni ripieni di carne, che dopo da quegli anni li abbiamo tramutati in bocconcini e formaggi, che dentro che 5 tipi di formaggi. Cosa aveva in più quella cucina rispetto a quella di oggi? Allora, che forse era una cucina più alla buona, più da trattoria, perché anche una volta si faceva quei 4-5 tipi di primi piatti e la gente era più tranquilla, cioè veniva qua a mangiare i nostri piatti, proprio quei 4-5 piatti che faceva la nonna. Adesso è come adesso, devi stare un attimo al passo perché altrimenti vieni bruciato, ecco. È difficile restare coerenti con la tradizione.
È difficile, però noi ce la mettiamo tutta per cercare ancora proprio la nostra cucina tradizionale, come faceva la nonna Pierina e la mamma. Io vedo sempre il sorriso, l'entusiasmo quando mi racconti queste cose. Sono rimaste dentro. Sì, tantissimo. Praticamente le cose vecchie di una volta della nonna e della mamma le porto ancora nel cuore. Noi, forse a differenza di altre famiglie, le nostre nonne sono nate e vissute con noi in questa abitazione dove abitiamo tuttora, dove abita tuttora mia mamma in realtà, e hanno vissuto fino alla morte con noi, quindi ci hanno trasmesso sia i valori della famiglia e i valori della cucina legati alla famiglia. Perché per noi il lunedì, quando eravamo chiusi, era abitudine fermarsi tutti quanti insieme a mangiare qui. E quindi sono cose che ti rimangono dentro, mi commuovono ancora, mi emozionano perché per me nonne e nonni sono stati una parte fondamentale della mia vita. Più di mezzo secolo di storia e i sapori che si perpetuano. Già, ma i tempi cambiano e anche le generazioni. Quindi secondo me, per chi svolge questo mestiere con questi crismi, una riflessione va fatta. Ciò che piaceva un tempo, funziona anche oggi? Cioè i giovani o comunque chi non ha avuto la possibilità di vedere una nonna che regnasse tra i fornelli, come nel caso di Leonardo e di Stefano, possono quantomeno comprendere il valore di quella presenza che in questo caso almeno è stato lo stimolo, il là per avviare un'attività di ristorazione importante, fiorente, insomma, che dà da vivere alle famiglie. Insomma, in altre parole, quei sapori preparati all'antica, per i giovani che non hanno conosciuto queste sfumature di vita familiare, hanno un senso. I giovani si avvicinano a questo tipo di preparazioni, capiscono il valore che c'è dietro. Non credo fino in fondo. I giovani di oggi sono bersagliati, io ho 2 figli quindi lo so benissimo, sono bersagliati da altri tipi di cucine molto più semplici, molto più veloci, scusate, anche forse meno costose. Voglio dire il sushi, tutte queste nuove, il kebab, tutte queste nuove ricette che arrivano dall'estero. È più una cucina che viene apprezzata dalle persone della nostra età e dalle persone più anziane, che vanno a ritrovare in questi piatti i gusti di una volta. Non è che questo rischi di soppiantare i gusti nostri? Allora, questo è un tema importante, è un tema anche da dilungarsi. Io ritengo che le nostre tradizioni sta a noi portarle avanti e a far capire anche ai giovani l'importanza della tradizione della nostra cucina. Quindi è un lavoro nostro, dei nostri ristoratori, che dobbiamo portare avanti con passione e non fermarci, non farci, appunto come dicevi tu prima, soppiantare da cucine che lasciano il tempo che trovano. Io credo che quando tutta una famiglia è coinvolta, non si tratta più soltanto di un ristorante, di una mera attività. Arrivano anche altri messaggi perché tutto questo racchiude un saper fare che incorpora dei valori che vanno ben al di là del semplice piatto. Semplice ovviamente, tra virgolette. Vi sentite un po' dei testimonial dell'autenticità veronese? Ritengo che chiunque porti avanti queste tradizioni e queste esperienze sia un testimonial. È come il dialetto veronese, no? Che tanti si vergognano a parlarlo, ma in realtà parlarlo ogni tanto, usarlo, fa parte della nostra tradizione veronese, quindi si usa, si porta avanti e questo vale anche per la cucina. Portare avanti i nostri valori, i nostri frutti della nostra terra è una cosa importantissima. Secondo me in futuro avremo sempre i nostri risultati.